Aneddoti che solo in Veneto possono succedere. Che c'è poco da fare, siamo in meglio. Lo so. La prossima volta prendo te, lo giuro. Avanti col Cristo che a processione si ingruma. What's up, diabeters? Uno schiaffo alla glicemia. Sono già insaita. Oggi, dopo avervi già mostrato un paio di zine di qualità nella stessa città, trovate qui o qui, ho deciso di ritornare a Treviso. Vabbè, e questo perché oltre ad essere un estimatore della birra, del vin, tanto vin, degli amari e insomma della bella vita veneta in generale, sono anche un grandissimo fan dei dolci. Sì, in particolare del tiramisù. Questi salve, più carichi di me. Sì, però guarda vin che sei qua, guarda vin dappertutto, vin giovane, fresco. E di conseguenza ho deciso di raccontarvi la storia del tiramisù, perché forse molti di voi non lo sanno, ma uno dei dolci più conosciuti al mondo e più diffusi è un'invenzione della regione più bella d'Italia, o dell'intero globo, insomma dai. Fuori rotta, no. Il Veneto, ovvio. Sono di parte, sì, a me fate sega, ok? A me fate sega. È la regione più bella del mondo. Ciclabili costruite dove c'era una ferrovia, con tanto di sculture. Bici, bellissima, e vin dappertutto. Guarda che regione. Ditemi una regione più bella del Veneto. Non c'è. Lo so. Ah, e piccola premessa. Fossi in voi guarderei il video fino alla fine, perché anche se ieri sera sono caduto rovinosamente con lo skateboard, lasciamo perdere, sfracellandomi a terra con tutto il peso che ho di anca, tutta la parte sinistra praticamente non la sento più. Se riesco e se mi sentirò ancora in forma una volta arrivato a Treviso, probabilmente continuerò il viaggio. Per chi guarda tutto il video trova sempre delle sorprese, lo so che lo sapete. Ma torniamo a noi. Innanzitutto inizio a spiegarvi la ricetta del tiramisù, anche se credo che tutti ormai la conoscono, ma dovete sapere che la ricetta veneta deriva dal famoso sbattutin, che in Veneto viene tradotto come sbattutino. Più o meno. Che altro non è che tuorlo d'uovo, che altro non è che tuorlo d'uovo mischiato a zucchero, sbattuto tutto insieme, e da qui sbattutin, e che le famiglie trevigiane utilizzavano come ricostituente per i novelli sposi. Già questo dovrebbe lasciarvi intendere qualcosa. Sempre avanti i veneti. In pratica una sorta di barretta energetica antica, pensata però per... A questo poi è stato aggiunto il cacao, il caffè e ovviamente il mascarpone. Se chiedete probabilmente ai vostri nonni o bisnonni, se ancora ne avete, lo ricordano ancora prima dell'ultima guerra mondiale. Già, questo però è quello che ricorda la tradizione popolare. Il fatto veramente strano è che il tiramisù sembra avere origini ben più lontane, di secoli e secoli fa, solo che per secoli sembra siano state nascoste da un velo, diciamo, di imbarazzo. E perché mai? Innanzitutto partiamo dicendo che a noi veneti piace la mona, e su questo io ne sono la prova. I perbenisti, categoria che assieme agli incoerenti non sopporto molto, hanno provato a nascondere la sua vera origine, che sembra risalire ancora prima dell'800. Una tradizione locale verbale ci insegna che il tiramisù sia stato inventato da una geniale maitresse. Perché sti nomi francesi? Maîtresse, padrona. Maîtresse. Che roba là. Che per chi non fosse a conoscenza di cosa voglia dire il termine, sappiate che maîtresse al tempo era la signora che gestiva il bordello, la casa con le signorine divertenti, insomma dai. Sì, proprio così. Pensa che bello. Si racconta che la signora, che in Veneto è signora, si inventò questa pozione magica molto energetica appunto perché i clienti venivano praticamente distrutti dalle signorine divertenti. Sì, proprio che là. Le signorine che magari una volta si facevano meno problemi di adesso. E tutto questo succedeva proprio nel centro di Treviso. Ma prima di raccontarvi da dove deriva il nome tiramisù, che è la cosa più buffa di tutta la storia, e qua i veneti già capio, intanto guardate la bellezza dei dintorni di Treviso. Ma che bello è! Gli argini dei fiumi con la gravel sono proprio una bomba. Vi ricordo che potete trovare tutto su Strava, il mio Strava, questo qui, se volete dare un'occhiata ai percorsi e ai tracciati. Ma ora, dopo essere arrivati in Piazza dei Signori a Treviso, mi sembra di averla già vista, insieme a Igor di Tour Leader Venice, che avete già visto in diversi miei video, vi racconto dove siamo. Cos'è questo quartiere, Igor, che sembra così carino e divertente? Ma diciamo che qualche anno fa forse questa era la nave scuola di Venezia, o meglio di Treviso. Venivi a farti il primo pelo, cominciavi a capire come funzionava la vita. In pratica questa è una piccola Amsterdam? Direi proprio di sì. Tutta la gente che abitava fuori Treviso veniva nel cuore della Marca gioiosa e amorosa ad amore
amoreggiare A pagamento. a pagamento. I soldi sono un dettaglio. Provate a immaginarvi un 300, 400, 500 anni fa che praticamente era sì come Amsterdam, ma non c'era un unico quartiere a luci rosse, mezza città era a luci rosse, ed è qua che scatta il fattaccio. Un sogno! Ma visto che le cose buone vanno provate, ci fai 2 prosecchi per favore? Ok. Grazie. Bastava così? Sì, per il momento. Salute Igor. Evviva gli astemmi, ogni volta che arrivi qua non beviamo mai. Prosecchino a Treviso è sempre stato fatto. La grappa da te allora. Ci fai 2 tiramisù per favore? Perché eri venuto qua per cosa? Per il prosecco. Ah, ecco. Mi fa piacere. Vabbè, proviamolo. Com'è Igor? Buono. Prossima volta me lo prepari te con le tue manine, vai a mangiarlo a casa tua. Sono bravo, faccio 3 robe a casa da mangiare. Birra. Artigianale? Birra. Sì. E birra. No, sono capace anche della pasta al pomodoro, sono bravo. Oh, cacchio. Anche il nessuno mi viene male. Vabbè dai, non era male, lo faccio meglio io. Dov'è che vai adesso? Rovigo? Chioggia? Putantur? Sì. Grazie Igor, sempre Ciao un Roby, piacere. sempre piacere. E dopo aver salutato Igor, vi lascio qui il suo contatto, scrivetegli se volete fare un giro a Venezia diverso dal solito, divertentissimo e magari in gondola, ne sa una più del diavolo quello là. Ritorno su una delle ciclabili probabilmente più belle di tutto il Veneto, ovvero la ciclabile che costeggia il Sile, ed ora vi spiegherò da dove deriva la parola tiramisù. Immaginatevi a fine 700, primi dell'800, in un quartiere a luci rosse, come solo il Veneto può fare. State bene, guadagnate dignitosamente e la sera, visto che i soldi portati nella tomba non servono a nulla, come decidete di spenderli? Andando in mona! Andando a divertirvi con delle signorine simpatiche. Andate in centro storico a Treviso ed entrate in una di quelle case che fa la sua figura, insomma, dei. E immaginate che all'ingresso troverete un sacco di donnine simpatiche, bellissime, disponibili e che in dialetto veneto non fanno altro che dirvi: e ora? Andiamo avanti, dai, andiamo ciò, dai. Dove quell'andiamo dialettale è sinonimo Andiamo a chiavare. sì, andiamo a divertirci. Aga lo direbbe meglio. Allenamento sarò chiavare. Ok. Voi ovviamente non vi lasciate intimidire e andate diretti alla meta, dando il meglio di voi fino all'ultimo sforzo e fino all'ultima goccia. Dobbiamo trovare il problema sia Fontana. Seguiamo capio. Ringraziate e salutate come solo dei gentiluomini sanno fare, e una volta scesi al piano di sotto in vista di uscire dal bordello vi ritroverete all'ingresso con la maîtresse, che roba là? Facciamo finta che la maîtresse si chiami Enrica, perché se no non ne vado più fuori, che con in mano un dolce incredibile che solo a guardarlo fa venire voglia di mangiarlo, ve lo porge al vostro cospetto. E voi, in preda a una ricarica di energia per un possibile secondo round, non farete altro che guardare Enrica e dirle: ciao Enrica, dammi qualcosa che me lo tiri su. Sì, insomma, tirami su, dammi una mano, tirami su. Quel dolce così calorico e proteico che dava tanta energia anche per il secondo round prese il nome di tiramisù. È motivo per me. Adesso voi ditemi se esistono altre regioni dove poteva capitare una roba simile. Diciamolo, fioi, questa è una storia di cucina, imprenditoria, di business, di intelligenza e di furbizia. E in quale altra regione poteva succedere se non in Veneto? Siamo in meglio, che c'è poco da fare, siamo in meglio. Magari fatemi sapere qui sotto con un commento di che regione siete voi che mi seguite, se capite il fantastico dialetto veneto, ma soprattutto se vi piacciono queste storie e questi racconti, aneddoti che solo in Veneto possono succedere. O so. Cosa parla di alcol, di betose E di Mona in generale. siamo imbattibili. Ora, molti di voi si saranno accorti che ho superato Treviso da mo', e appunto perché sto attraversando luoghi meravigliosi mi sono portato via il drone, e queste, signori e signore, sono alcuni dei luoghi più belli che hanno visto i miei occhi. Paura, no? Abbiamo dei posti meravigliosi e non solo di montagna. Con la vista di Venezia praticamente mi ritrovo nella ciclabile che mi sta portando verso Jesolo. E dove posso andare a Jesolo se non da
Ale! Nicholas Bridgman, siori e siore. Soprattutto siorine, lui ne sa qualcosa. Ma questo? Lo vedrete nel prossimo episodio. Un po' più gasato quando fai ciao. Ah, ok. E questo lo vedrete nel prossimo episodio. Ciao! Perfetto.